Buongiorno, ben ritrovati tutti voi telespettatori di Antenna 3 alla prima edizione dei nostri telegiornali. Buon inizio di settimana, è una settimana importante, è un lunedì importante quello di oggi perché alle 15 con il nuovo Consiglio regionale prende il via la 12ª legislatura regionale del Veneto. Da poco, in questi istanti, è iniziata Palazzo Ferrofini anche la riunione della maggioranza. Ci sono gli ultimi tasselli ovviamente da mettere a posto nel puzzle, le presidenze di commissione, ovviamente poi anche le scelte dei capigruppo in Consiglio regionale, poi alle 15 il Consiglio e oggi ci sarà anche la votazione dell'elezione del Presidente del Consiglio regionale che a scanso di sorpresa dovrebbe essere l'ex governatore Luca Zaia, voto scrutinio segreto, quindi diciamo che il pericolo franchi tiratori è comunque dietro l'angolo, ma dovrebbe essere davvero quasi una formalità l'elezione di Zaia Presidente del Consiglio regionale. Sarà un Consiglio regionale presieduto nella sua prima seduta dal consigliere più anziano, quindi da Riccardo Szumski del Movimento Resistere. Sono una cronaca politica che poi vi racconteremo nei telegiornali di questa sera, dunque un tassello importante a livello politico. Di politica parleremo fra poco nel corso della prima edizione, ma il tema politico è anche il soggetto del sondaggio che lanciamo come oggi lunedì e che poi avrà il suo esito come sempre a Ring e che riguarda invece la scelta della giunta di Alberto Stefani che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Allora, Stefani ha scelto la sua squadra, vi piace? Vi chiediamo allora se vi piace la squadra della giunta regionale. 0422 162 6691 se per voi sì è una buona squadra, oppure 0422 162 6690 se invece non vi piace. Come sempre da adesso potete iniziare, il numero è gratuito, la chiamata è gratuita e se trovate la linea occupata non importa perché il sistema recepisce comunque la vostra scelta nel momento in cui chiamate uno o l'altro numero. Andate da adesso in poi anche nel corso della giornata, e questa sera come sempre a Ring con Ferdinando Avarino dalle 21 in poi ci sarà l'esito di questo sondaggio, oltre al racconto della giornata politica. Allora ripartiamo dalla prima edizione e non possiamo non ripartire dalle immagini terribili dell'attentato a Bondi Beach in Australia, a Sydney, l'attentato antisemita, anche perché nelle scorse ore è arrivata la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dal Ministero dell'Interno, che alza a livello massimo l'attenzione ovviamente sugli obiettivi sensibili legati alla comunità ebraica. In Veneto non può non venire in mente proprio il ghetto ebraico di Venezia, ancora shock e paura per quanto accaduto, e poi anche il racconto, la testimonianza di tre trevigiani che sono scampati miracolosamente alla morte. Pensavamo di andare nella stazione della polizia perché appunto passano ambulanze, leggi i messaggi che c'è stato l'attacco a Bonn e non si sa quanti morti. Paolo, 48 anni, fisioterapista trevigiano che da 2 anni vive e lavora in Australia, deve la sua vita a una festa in barca che lo porta inconsapevolmente a lasciare Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney, poco prima che si scateni l'inferno. A poca distanza, in un locale che sovrasta il litorale, anche i fratelli di Vidor Brian e Steven De Vecchi sono miracolosamente sfiorati dalla morte. L'orrore di un nuovo attentato terroristico antisemita prende la forma di 2 uomini, padre e figlio di origine pakistana, 50 e 24 anni, che alle 18:45 ora locale fanno fuoco sulle 2000 persone radunate per l'Hanukkah, la festa ebraica delle luci. Sono immagini terribili che dai social fanno il giro del mondo. Spari, urla, fuga, corpi a terra. Il bilancio che di ora in ora si fa sempre più grave. 16 morti e decine di feriti, tra le vittime una bambina e il rabbino di Sydney Eli Schlanger. Un attacco mirato alla comunità ebraica. Tra i video più impressionanti, quello in cui il cittadino australiano musulmano di origini libanesi Ahmed Al-Hamedi trova il coraggio di affrontare e disarmare uno degli attentatori, rischiando a sua volta di diventare il bersaglio del complice. C'est un malade. Oh mon gros. Oh ouais mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus.
En gros, il a récupéré l'arme du mec qui... Siamo scesi dalla festa in barca e dei miei amici nella chat, quelli dei beach volley, hanno iniziato a mandare i video, hanno iniziato a chiedere se eravamo tutti ok perché c'era qualcuno che ha sentito spari. Sono momenti terribili e di grande incertezza perché l'essere scampati all'attacco in spiaggia non toglie la paura. Non si sapeva, siccome c'era voci che stava succedendo anche nel sobborgo vicino, Dover Heights, non sapevamo dove andare, capito? Il terrore di altri attacchi, la ricerca di un posto sicuro. Paolo è ancora sotto shock, poca la voglia di parlare. Intanto i 2 attentatori vengono colpiti, il padre ucciso, il figlio ferito gravemente. Nell'auto dei killer vengono trovati ordigni esplosivi. Indagini ancora aperte come il bilancio dell'orrore, mentre il livello di allarme si rialza in modo esponenziale con la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che dice mantenere la massima attenzione sui possibili obiettivi ebraici in Italia. Ancora la cronaca perché ha un nome e un cognome, il killer che lo scorso 8 giugno ha ucciso Fatos Cenay, l'ex guardia carceraria albanese raggiunta da un colpo di pistola alla testa e lasciata agonizzante nelle campagne di Fontanive. Il 58enne era stato ricoverato in condizioni disperate in ospedale a Padova, dove era morto dopo 3 giorni. Le indagini dei carabinieri del reparto operativo di Padova con la compagnia di Cittadella e le decisive indagini del RIS di Parma hanno portato all'identificazione del presunto responsabile del delitto, tanto che sabato scorso è stato eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere a carico di un 45enne di Fontaniva che è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e sull'arresto nel pomeriggio nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Padova saranno forniti maggiori dettagli, quindi maggiori dettagli anche nei servizi di questa sera dei nostri telegiornali su questa svolta nelle indagini per l'omicidio di Fatos Cenay. La cronaca ci riporta a parlare della piaga delle piaghe, chiamiamola così, la stiamo raccontando da settimane, anzi da mesi, quella dei furti nelle abitazioni ma anche nelle aziende. Allora Daniela Sizie con Nicoletta Rizzetto a San Polo di Piave per un colpo grosso in un'azienda pirotecnica, i ladri che si sono calati dall'alto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ti faccio vedere immediatamente il bunker dove c'è stato il colpo, che è quello che vedete proprio lì alle mie spalle. E lì sono arrivati con un furgone, un comando di malviventi e hanno fatto davvero un'azione non solo fulminea ma precisa. Sono entrati, hanno evitato tutti gli allarmi che ci sono perimetrali, si sono arrampicati sul tetto e da lì sono scesi con delle corde, un colpo davvero gravissimo per i proprietari. Il colpo è stato tra il giovedì e venerdì, loro si sono accorti venerdì pomeriggio di questa irruzione di questi banditi, probabilmente e quasi sicuramente un furto su commissione. I carabinieri ora sono ovviamente stanno indagando per cercare di capire chi sono. Si parla di trasfertisti, ma non potrebbero essere trasfertisti del sud, potrebbe essere una banda all'estero. Certo, questo è un periodo purtroppo dove queste aziende lavorano moltissimo. Io sono insieme al sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi. Intanto buongiorno. Buongiorno e grazie per essere qui a testimonianza di vicinanza verso la famiglia e per purtroppo segnalare l'ennesimo caso di furto che avviene in questo periodo nelle nostre zone. La famiglia Papa è una famiglia molto conosciuta in paese e la pirotecnica che loro gestiscono di famiglia è direi un'azienda riconosciuta a livello triveneto. Hanno appena festeggiato l'anno scorso i 140 anni di attività e purtroppo ricevere un furto di questo tipo in un periodo poi come questo molto anche caldo dal punto di vista lavorativo, perché ci avviciniamo alle feste natalizie, al Capodanno, ai Panevin che ci saranno a inizio gennaio, ecco, è una botta sicuramente molto importante. Ecco, questo appunto lo diceva il sindaco, è il periodo dove ovviamente questa azienda lavora e queste aziende lavorano maggiormente. Un colpo dove questi banditi sono andati davvero sul sicuro, sono entrati, sono stati nelle telecamere, si vede questo furgone che addirittura passa, Nicola, per i campi e raggiunge questo bunker.
E poi cosa accade? Esatto, intanto è abbastanza evidente che non è un furtarello, diciamo, da poco, comunque non è un furtarello domestico. Questo è probabilmente un intervento studiato, mirato, non si nega neanche che possano aver fatto magari dei giri anche con dei droni, magari nelle giornate precedenti, proprio per visionare e aver meglio accesso alle vie di accesso e di fuga. Loro appunto sono arrivati, si sono direzionati poi in mezzo alle campagne. Il bunker è posizionato in una zona agricola, quindi circondata da campagne, hanno parcheggiato il furgone all'esterno appunto nel vigneto e da lì poi si sono intrufolati, dapprima scavalcando la rete, poi scavalcando il muro di cinta che praticamente raccoglie il bunker dove vengono prodotti questi fuochi d'artificio. Purtroppo appunto dico, il furto è mirato, è stato abbastanza mirato proprio perché il materiale che è stato portato via è materiale anche selezionato di quantità e di tipologie professionali, quindi non proprio, diciamo, il petardo. Non i petardi. Non il petardo, ma fuochi d'artificio importanti con quantità anche di esplosivi importanti, quindi questo sicuramente fa pensare ancora di più che la situazione probabilmente era studiata e pianificata e non una cosa occasionale. Ecco, fra l'altro hanno riempito completamente il furgone, poi tutta la merce che invece non sono riusciti a mettere nel furgone perché era pieno, lo hanno lasciato proprio sul campo. Si parla di un danno gravissimo perché un bottino di quasi 60.000 euro, insomma, per un'azienda che, come dicevamo, lavora soprattutto tanto in questo periodo. I carabinieri hanno acquisito le telecamere di tutta la zona. Sì, io mi sono sentito anche questa mattina con il nostro comandante della stazione di San Polo di Piave, è stata richiesta tutta la documentazione, diciamo, di telecamere e di lettori targhe di tutta l'area. Noi siamo in collaborazione con il comune di Ormelle, anche quindi tutte le zone limitrofe, perché qui siamo poi in una zona di confine, sono state acquisite e verranno messe al vaglio degli investigatori. Ecco, come hai detto bene, il bottino è importante, il danno proprio per anche il momento storico è importante. Va la mia piena vicinanza alla famiglia e a Marzia soprattutto, che è la titolare, che non è facile in questo momento, no? Quando sei nel pieno della tua attività e nel pieno anche del momento clou della stagione, avere un danno di questo tipo ti scoraggia. Ecco, però la comunità è vicina e spero che anche gli avventori abituali, ecco, siano vicini alla famiglia e all'azienda in maniera tale che possano ripartire il prima possibile. Grazie Sindaco. La titolare è stata proprio in questi minuti dai carabinieri per cercare di capire e ricostruire quello che è avvenuto. Si stanno cercando le immagini, si sta cercando di capire attraverso anche il targa system il percorso fatto da questo furgone. Si parla di trasfertirsi, ovviamente indagini che sono in corso, Nicola, e i proprietari che sono amareggiati, dicono sì, tanti furti, troppi colpi, siamo esasperati, davvero bisogna che ci sia una pena più certa, una pena più severa, perché non possiamo più andare avanti così. Da San Polo, Nicola, è tutto. Se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto e anche al sindaco di San Polo di Piave. Ladri in azienda e poi ci sono i ladri in casa. Ancora più grave la situazione quando ci sono dei bimbi piccoli dentro la casa. La paura a San Biagio di Callalta. Di sera la famiglia Zorzi, papà, mamma e 2 bimbi piccoli, sono già andati a letto nella loro villetta in via Postumia a Olmi. Alessandro Zorzi sta guardando il cellulare quando gli arrivano le immagini delle telecamere di videosorveglianza di casa. Primo momento, la prima immagine, pensavo fosse qualcuno di famiglia o il mio cugino di fianco che per qualche motivo era venuto a bussare, e poi sono partito altre immagini, ho capito da lì che erano dei ladri che stavano girando il perimetro della casa. Sono in 3, 2 hanno il volto coperto da passamontagna, tutti indossano i guanti per non lasciare impronte. Alessandro avvisa la compagna di chiamare subito i carabinieri. Intanto, con l'adrenalina a 1000, scende al piano terra e si trova faccia a faccia con uno dei ladri, a dividergli solo il vetro del portoncino. Ho acceso le luci grandi che ho attorno alla casa e da dentro, visto che uno l'ho visto di là della porta, dalla sagoma del vetro, ho detto andate via subito che ho chiamato i carabinieri. Quando ho acceso le luci grandi sono scappati.
Eccoli, sempre ripresi dalle telecamere mentre fuggono in giardino come lepri, scavalcano la siepe e si dileguano. Pochi istanti dopo si sente un'auto sgommare a forte velocità in direzione Treviso. Probabilmente un quarto complice li attendeva a bordo della macchina, pronto a scappare. Poco dopo arrivano i carabinieri, perlustrano la zona, raccolgono la denuncia. La famiglia tira un sospiro di sollievo, ma il timore resta. Notte non abbiamo proprio dormito tanto tranquillamente, purtroppo, perché comunque l'adrenalina si è fatta sentire. Però per fortuna è andato tutto bene, per fortuna non sono entrati. Ecco. Fortunatamente i due bimbi non si sono accorti di nulla ed hanno continuato a dormire. Può essere molto traumatico per loro, quindi il primo pensiero è stato a loro, sicuramente. Per fortuna non si sono accorti di nulla, meglio. E per noi insomma passa, però è stato pesante, ecco, brutto, una cosa brutta, anche se non sono entrati. Penso a chi se li trova in casa e rimane questa cosa, ecco. E poi le truffe, una ogni 2 giorni in media nella Marca trevigiana, le trappole sempre più sofisticate. Sentiamo allora chi ci può raccontare come evitare di cadere in questa trappola. L'Arma dei Carabinieri, così come le altre forze di polizia, non chiedono denaro a domicilio, quindi quando qualcuno chiama, qualsiasi istituzione chiama per fare una richiesta di denaro o addirittura di monili in oro, quindi di oggetti preziosi, dobbiamo subito alzare le antenne perché qualcosa non funziona. Almeno una ogni 2 giorni, tante sono le truffe messe a segno nella Marca con le più svariate tipologie, da coloro che si presentano alla porta di casa a chi contatta le vittime al telefono o via mail, presi di mira soprattutto gli anziani, ma non solo, lo dimostra l'ultimo caso del 50enne trevigiano convinto a fare un bonifico di 14.000 euro. Le tecniche utilizzate sono sempre più sofisticate, con l'intelligenza artificiale riescono a riprodurre voci di parenti, con il cosiddetto spoofing riescono a telefonare da numeri noti alla vittima o da quelli delle forze dell'ordine. Tecnica consolidata è quella di tenere sempre al telefono le vittime. Una cosa che è opportuno fare nel caso ci sia da richiamare il 112 o il 113 o qualsiasi altro numero di emergenza è quella di farlo attraverso un altro telefono, perché molte volte anche quel stato d'ansia che i truffatori generano nella vittima è affinché la vittima non attacchi il telefono. Infine, non fare mai bonifici, a maggior ragione quelli istantanei che non sono revocabili, anche se la richiesta proviene da sedicenti funzionari di banca. Stiamo intervenendo anche a livello istituzionale. Purtroppo la nuova normativa che consente di fare i bonifici istantanei anche al di sopra di una certa soglia ha un po' agevolato questa attività, perché ci sono capitati casi di vittime che hanno fatto bonifici di decine di migliaia di euro in un'unica soluzione, cosa che prima non era consentita e che adesso invece ha portato anche alla disperazione, purtroppo, perché ci sono vittime che hanno messo nelle mani dei truffatori l'intero patrimonio di cui avevano a disposizione. Ancora la cronaca con un devastante incendio che distrugge un autolavaggio a Mira, a pochi passi dal distributore di benzina, rischiando di far saltare tutto in aria. Grande lavoro dei vigili del fuoco nella notte, grande paura. Da Mira Marta Zatta e Cristian Roque Allende. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in questo momento in via Nazionale a Mira perché ieri sera attorno alle 22 è suonato l'allarme di questo autolavaggio alle mie spalle, è andato completamente in fumo. Poco distante si trova anche il distributore, quindi diciamo che la paura è stata veramente grande. Il gestore del distributore si è precipitato qui, ha chiamato ovviamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno lavorato 3-4 ore per domare le fiamme, per spegnere il rogo. Ora ovviamente
l'autolavaggio è stato posto sotto sequestro, sono andate distrutte diverse auto che erano parcheggiate e anche l'auto-officina vicina. Tanta la paura perché proprio dietro l'autolavaggio ci sono anche delle case, quindi diciamo che poteva avere un esito ben peggiore. Ora i carabinieri stanno coordinando le indagini perché non si sa al momento ancora se si tratta di un incidente doloso o meno. Prima abbiamo parlato anche con i gestori del distributore che non hanno voluto lasciare dichiarazioni al microfono, ma ci hanno detto che sono molto scossi per quanto accaduto e secondo loro non si tratta di un semplice cortocircuito, ma ci sarebbe qualcosa sotto. Ovviamente saranno i carabinieri ad accertare quanto accaduto e ovviamente noi vi daremo aggiornamenti nel caso in cui ci fossero. Per il momento da Mira è tutto, ti restituisco la linea. Zona. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra poco, c'è anche da monitorare una situazione a Vicenza con il nostro Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Parliamo di TAV, sono ore contate per l'ex bocciodromo, le ruspe pronte ad abbatterlo, ma ci sono gli attivisti in presidio e le forze dell'ordine a controllare la zona. Daniele Garbin, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo alle nostre spalle proprio il bocciodromo si presenta così questa mattina di tensione qui in via Rossi, dove insomma nella via era stato emesso, ieri ricordiamo, un'ordinanza di divieto di sosta con rimozione. Oggi era presidiata dalle squadre mobili insomma, e dal reparto mobile della Polizia di Stato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Però ricordiamo un passo indietro, durante il weekend si è mobilitato tutti gli attivisti insomma, storici del TAV, con me Elena Guerra, buongiorno. Buongiorno. Ecco, poco fa proprio si è conclusa una delle operazioni che erano state concordate perché hanno presidiato notte e giorno un centinaio di attivisti in questa struttura. Si sa che questo era ormai il destino segnato, ma hanno voluto dimostrare con impegno e anche con una dimostrazione, si sono asserragliati dentro, all'interno e sul tetto. Poco fa si è conclusa l'operazione della polizia non violenta, ricordiamo non è successo disordini gravi, ma insomma è stato necessario l'intervento di portarli di peso uno alla volta giù con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo una struttura che era stata occupata da che data? Sono 15 anni, vero? Allora sì, 15 anni fa abbiamo preso in gestione il posto tramite un bando comunale che poi si è rinnovato per altri 5, quindi insomma 15 anni di attività qua dentro. Prima ancora qua c'era la bocciofila, c'era il campo da basket e c'era pure la pista da liscio, quindi insomma qua sono 75 anni che la gente balla e adesso dopo 75 anni arrivano le ruspe del cosiddetto progresso ad abbattere lo spazio. Ecco, diciamo che è stata anche una battaglia anche ultimamente, nell'ultimo periodo, dell'ultimo anno, di un destino segnato, dicevamo, però ad esempio c'è il Bosco Lane Rossi, che era un'altra realtà recente che voi avete voluto difendere, soprattutto anche segnalando la presenza di alberi importanti. Su questo fronte qualche novità magari c'è che vi consola? Beh, su questo fronte noi da venerdì comunque siamo qua a presidiare, dormire dentro, ma sabato ci siamo presi anche il momento per festeggiare il fatto che Iricav 2 ha ceduto la proprietà del bosco al comune, quindi ora il bosco è ufficialmente a tutti gli effetti salvo. Questo vuol dire che la lotta paga, ok? Anche se questo posto sono quasi riusciti a sgomberarlo, ciò non vuol dire che la lotta non vada avanti, resta il bosco di Calte da salvare e tutta una città da preservare da polveri, rumori e devastazione ambientale. Finisce qui la lotta con questo presidio o avete in mente qualcos'altro da qui in avanti? No, la lotta assolutamente non finisce qua, questo è uno step, la lotta è ancora lunga. Questa sera ci troviamo appunto al Bosco di Calte alle 18:30 per partire con una manifestazione solidale. Domani sera ci sarà la solita assemblea dei boschi che resistono per riaggiornarci e insomma la lotta continua, ripeto, c'è da salvare un bosco, c'è da preservare la città dalla devastazione del TAV. Noi seguiremo ovviamente tutto il percorso, anche i telespettatori saranno aggiornati nel caso. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a tutti. Ecco, da Vicenza per il momento è tutto. Nicola, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin. Questa è la situazione su Vicenza. Torniamo alla cronaca, torniamo a Treviso, proprio nel capoluogo dove c'è stata una iniziativa contro le baby gang da parte del comitato Prima i Trevigiani. Appeso uno striscione fuori
Porta San Tommaso, proprio in centro, dove una settimana fa c'era stato l'ennesimo gravissimo episodio di 4 ragazzi pestati selvaggiamente dal branco. Come Comitato dei Primi Trevigiani abbiamo deciso di fare questa azione per tenere alta l'attenzione su questa problematica che sta diventando una piaga. Lo striscione Baby Gang e Maranza è finita la tolleranza è stato srotolato ed appeso davanti Porta San Tommaso dal Comitato Prima i Trevigiani ed Azione Studentesca ad una settimana esatta dalla brutale aggressione subita da un gruppo di ragazzi da parte dei componenti di una banda che li ha picchiati selvaggiamente. Vogliamo esortare anche i giovani a tenere alta la testa, di non aver paura di questa gentaglia e che uniti si possono sconfiggere queste mele marce che stanno creando grossi problemi alla nostra società. A sostegno dell'iniziativa dei giovani del comitato legato politicamente a Fratelli d'Italia anche il consigliere comunale Alberto Ciamini. È inammissibile e inaccettabile che la condotta di questi cosiddetti Maranza, o se vogliamo chiamarli più correttamente piccoli delinquenti appartenenti a Baby Gang, ricada sull'intera comunità trevigiana, anche perché poi a farne le spese sono i nostri giovani che amano e rispettano il proprio territorio, sono i giovani che hanno scelto Treviso come formazione e sono quei poveri esercenti che adesso si ritrovano ad incrementare il personale di sicurezza. Anche il circolo di Treviso di Fratelli d'Italia interviene sulla questione. Secondo la presidente Marina Bonotto, il tema della sicurezza urbana va inserito in una visione più ampia che tenga conto anche degli aspetti educativi e sociali. Intanto sul fronte Baby Gang non molla la presa delle forze dell'ordine a Padova, lo ricorderete a Cittadella dopo le 43 misure di prevenzione disposte dal questore tra Cittadella e Tombolo, altri controlli in queste zone. Un controllo durato tutto il fine settimana che si è concentrato nelle zone di aggregazione giovanile vicino alla stazione di Cittadella, ma anche nelle aree dei supermercati. Qui avevano agito i 24 giovani tra i 15 e i 29 anni, raggiunti da 43 DASPO firmati dal questore di Padova Marco Dorisio, dopo essere stati identificati come gli autori di atti di bullismo nei confronti di coetanei, costretti a dare soldi sotto minaccia o a fare acquisti per conto della banda presso bar e locali pubblici, ma anche scoperti a scorrazzare con il monopattino tra le corsie di supermercati. La polizia nella giornata di sabato a Cittadella ha controllato una 80 di persone nel corso di un'operazione che si è estesa anche ai comuni di Galliera Veneta e Tombolo. In serata contro i furti sono entrati in azione i carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno impiegato le gazzelle delle varie stazioni per un'azione che ha portato all'identificazione di una 60 di persone e alla verifica di 22 veicoli. Nelle fasi pomeridiane e serali i controlli sono stati operati anche dagli agenti della polizia locale di Cittadella. Ancora minorenni protagonisti del prossimo servizio bevevano birre superalcolici in un angolo della piazza di Loreggia. 3 sono stati scoperti dalla polizia locale, c'era anche un maggiorenne con loro. Si erano dati appuntamento in piazza Loreggia per festeggiare il fine settimana con una cassetta di birre e diverse bottiglie di superalcolici. Peccato che dei 4 giovani solo uno avesse più di 18 anni. Il gruppetto sabato sera è stato notato dai cittadini che hanno chiesto l'intervento degli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San Pierese. Arrivati sul posto, i ragazzi hanno tentato di fuggire, ma sono stati fermati e identificati dagli agenti che hanno chiesto conto dell'alcol che avevano a disposizione. A questo punto si è fatto avanti il 18enne che si è denunciato come possessore, rimediando però una multa di 300 euro per il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici non consentiti, sulla base dell'articolo 30 del regolamento di polizia urbana della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. È morto dopo una breve malattia all'ospedale di Castelfranco l'avvocato Roberto Quintavalle, nato a Perugia il 1 maggio 1945. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a 21 anni arrivò in Veneto negli anni 70, stabilendosi prima a Vicenza e poi a Castelfranco Veneto. Tanti casi affrontati, sicuramente il più rilevante quello dell'omicidio di Iole Tassitani. Fu a lungo l'avvocato della famiglia della povera Iole Tassitani, una storia che l'aveva segnato profondamente sotto il profilo professionale e anche umano e su cui aveva scritto il libro intitolato La mia verità. Grande appassionato di musica, è stato presidente del Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco.
Adesso pochissimi istanti di pubblicità, mentre facciamo rivedere anche il sondaggio che riguarda la politica, riguarda la squadra di Stefani, se vi piace o meno. Ripartiamo proprio dalla politica, perché rivedremo un servizio che riguarda le fiere di Santa Lucia di Piave, dove c'è stato un incidente diplomatico, forse il primo incidente diplomatico dell'era Stefani. Ci dispiace di segnalare le assenze, scusate, perché in qualche modo stridono in quello che è il contesto più importante a livello fieristico, almeno dal punto di vista storico. Siamo la fiera internazionale più antica d'Europa e probabilmente il confine regionale sia un po' ridimensionato da questo punto di vista. Quando ho saputo della notizia, è stato doveroso da parte del sindaco manifestare, questa tristezza, se vogliamo, del fatto di questa assenza che si sente. I maligni potrebbero dire che questo è già un indizio del baricentro della geografia politica di Palazzo Balbi, spostato dalla Marca Zaiana all'asse padovano di Alberto Stefani. Non solo l'assenza dell'ex governatore, che ogni anno non mancava nel giorno dell'inaugurazione, ma il fatto che a dare il via alla 3 giorni delle fiere più antiche d'Europa, edizione numero 1365, non ci fosse il neo governatore del Veneto e nemmeno l'assessore di riferimento del mondo agricolo Dario Bond, non è passato inosservato. A partire dal primo cittadino di Santa Lucia di Piave, che dal palco ha fatto capire di non gradire e ha scritto una mail garbata ma ferma ai diretti interessati per sottolineare l'assenza. Comprendo che siano giorni difficili, una nuova giunta è appena nata, spiega Fiorenzo Fantinella, che però sottolinea come la forma spesso sia anche sostanza. Ricordiamoci, questo è il luogo di fiere, non c'è soltanto questa che è il massimo come non plus ultra della kermesse fieristica agricola. Siamo un contributo anche al paese Italia, perché dentro qui si celebrano movimenti economici e finanziari che caratterizzano il mondo agricolo. Certo, sarebbe stato bello inaugurare questo percorso anche di nuovo corso del presidente Stefani con l'inaugurazione della fiera. A rappresentare la nuova giunta c'era la neo-assessora al sociale Paola Roma. E io credo che il presidente Stefani sia comunque rappresentato da parte degli assessori e io sono qui oggi in rappresentanza proprio perché credo che l'aspetto invece importante della fiera di oggi è che ha potuto far parlare di agricoltura e sociali insieme, di quegli aspetti che non sempre vengono emersi, vengono in emersione, sono quelli degli imprenditori agricoli che fanno fare all'interno della loro azienda agricola delle opportunità lavorative e di inserimento lavorativo alle persone con disabilità, e questo credo che sia il più bel messaggio che noi diamo. Presenza gradita è importante, ma il primo cittadino non ingoia il rospo facilmente. Contiamo ovviamente che il Presidente e chi gli stilerà in qualche modo l'agenda nel proseguio riconosca questo momento tra i più importanti non solo del Veneto, perché la fiera non solo è la più antica ma richiama davvero personalità che vengono anche da tutto il mondo. Un piccolo, forse non tanto, incidente diplomatico nel giorno successivo alla presentazione della squadra di Palazzo Balbi e alla vigilia del Consiglio regionale che darà il via alla 12ª legislatura veneta. Parlamentino nel quale non siederà Flavio Tosi, che conferma le sue dimissioni da consigliere regionale, lasciando il posto ad Alberto Bozza, primo dei non eletti di Forza Italia a Verona, per tornare all'Europarlamento. Sarei rimasto nel governo della regione se avessi fatto l'assessore alla sanità, dice laconico il coordinatore azzurro, il vero grande deluso delle elezioni. Sulla sanità, continua, avrei potuto mettere in campo l'esperienza maturata anche nell'incarico che avevo già ricoperto per 2 anni e mezzo tra il 2005 e il 2007. Tosi non può che fare buon viso o cattivo gioco all'entrata in giunta di un esponente di Forza Italia, Elisa Venturini, così come dal patto preelettorale, e guarda già al futuro. Resto in attesa di nuove sfide, conclude. Nel 2027 avremo sia le comunali a Verona, sia le elezioni politiche. Insomma, c'è da fare. Quindi non ci sarà Flavio Tosi nel Consiglio regionale di oggi, il Consiglio regionale che appunto alle 3 darà il via alla 12ª legislatura. Dovrebbe essere, ma lo sapremo poi più tardi, proprio Alberto Bozza, il capogruppo di Forza Italia. Alberto Bozza che entra in Consiglio, primo dei non eletti a Verona, nel posto lasciato libero da Flavio Tosi, che torna in Europarlamento per le motivazioni che avete sentito nel servizio. E intanto, a proposito del Consiglio regionale, lo ricordiamo, nel pomeriggio
dove ci sarà l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, come dicevamo prima, dovrebbe essere Luca Zaia, ma voto scrutinio segreto, c'è dietro l'angolo anche lo spettro di franchi tiratori, quindi sarà tutto da vedere, sarà una partita interessante da spiegare. C'è anche un altro colpo di scena in Consiglio regionale, perché Sonia Brescaccin, eletta tra le file della Lega, ha annunciato nelle scorse ore la volontà di aderire al gruppo misto, l'ha annunciato proprio lei stessa in una sorta di lettera aperta. Brescaccin, miss preferenza della Marca subito dopo Luca Zaia, era in corsa per un assessorato, ma per Treviso ce l'ha fatta, lo sappiamo, Paola Roma. Brescaccin scansa subito l'equivoco, nessuna polemica o presa di posizione per la mia mancata nomina in giunta, perché mi è estremamente chiaro, dopo quasi 30 anni di politica, che alle elezioni regionali i cittadini ci votano per fare i consiglieri e non gli assessori. Pertanto non mancherò nel convinto supporto al Presidente Stefani e alla sua giunta, nel rispetto del mio partito di appartenenza, e cioè la Lega. Queste le parole di Sonia Brescaccin, che quindi è stata molto chiara in questo messaggio in cui dice che non c'è nessuna dietrologia nel suo passaggio al gruppo misto. Molti ci hanno letto invece una delusione per non aver avuto quell'assessorato. Il derby, diciamo, trevigiano lo ha vinto, come sappiamo, Paola Roma. Abbiamo visto nel servizio precedente Elisa Venturini, che è l'assessore, nuovo assessore all'ambiente e alla protezione civile, rappresentante di Forza Italia nella giunta di Alberto Stefani, così come dei patti preelettorali, e troverà tra i tanti dossier anche uno molto importante a livello ambientale, il caso delle Grave di Ciano. Nei giorni scorsi la sindaca di Crocetta del Montello si era rivolta ovviamente al neo governatore Alberto Stefani per chiedere che si faccia avanti e che scelga di fermare l'opera. Ascoltiamo queste voci, ascoltiamo il territorio, in questo caso sono io, e chiedo di poter parlare con Stefani e di poter invitarlo da noi. Sarebbe una soddisfazione incredibile, ma veramente con cuore sincero. Si dia spazio a tutta una voce di un mondo scientifico che oggi non affronta più le problematiche dei fiumi in quella maniera là. È un appello accorato quanto urgente quello che Marianella Tormena fa dai nostri studi al neopresidente del Veneto Alberto Stefani, che sulla sua scrivania tra i dossier più pesanti troverà il grande progetto per un bacino di laminazione sulle Grave di Ciano, opera dal costo stimato fino a 150 milioni di euro, oggetto di un feroce braccio di ferro tra territori e istituzioni di ordine superiore, non solo Regione Veneto. Da un anno a questa parte è stato individuato un commissario governativo, si tratta di Marina Colaizzi, segretaria generale delle autorità di bacino Alpi Orientali. Noi abbiamo anche iniziato a fare dialogo con la dottoressa Colaizzi, persona squisita tra l'altro, che è comunque venuta a vedere il luogo, però è dal mio punto di vista molto preoccupante. È molto preoccupante perché c'è un soggetto che ha un solo compito: fare quella cosa là. E quella cosa là è un bacino di laminazione che insiste su 555 ettari, quasi un terzo dell'intero territorio comunale, per 35 milioni di metri cubi di terra da asportare, stando almeno agli ultimi dati disponibili. Un'opera che Tormena da tempo definisce devastante, in questo supportata dai comuni dell'intero Montello. Le Grave sono area SIC e ZPS, cioè zona protetta. La maxi cassa di espansione è giustificata da esigenze di sicurezza pubblica per evitare effetti catastrofici come nell'alluvione del 66, ma per il sindaco la premessa non starebbe in piedi, meglio puntare su bacini diffusi e soprattutto sulla pulizia dei laghi, il cosiddetto dragaggio, non solo. Parimenti dubito di quella sicurezza, perché le piene, le sappiamo, a me con Vaia telefonarono ore e ore prima, mi dissero guarda che ti arriva, e non avevamo nessun problema noi. Quindi la sicurezza delle vite umane non so quanto possa stare in piedi, ma sicuramente c'è una sicurezza economica che vale nel Basso Piave come vale da noi. Bisogna fare un ragionamento molto più articolato dell'opera lì per lavarsi la coscienza certe volte. Allora, questi sono i tanti dossier che arrivano ovviamente sul tavolo della giunta regionale. Non so se il nostro ospite si è collegato, in collegamento non c'è ancora. Restiamo però sulla politica. Avete visto prima
la vicenda di Santa Lucia di Piave, insomma un'assenza, quella di Alberto Stefani, che ha creato un po' di polemica. Non c'era nemmeno l'assessore all'agricoltura, il neoassessore all'agricoltura Dario Bond, che oggi invece si è presentato ufficialmente a Belluno insieme al coordinatore veneto Luca De Carlo e alla consigliera Calligaro, che ovviamente entra in consiglio al posto di Dario Bond. E allora noi andiamo dalla nostra Tiziana Bolognani, che insieme a Stefano Bozzi ha proprio incontrato De Carlo, Bond e la neoconsigliera Calligaro, e vediamo cosa hanno detto. Sono state giornate di grandissima soddisfazione per Fratelli d'Italia, che a Belluno ha raggiunto e riscosso il successo in termini di voti concreti più alto rispetto alle province del Veneto, e un risultato che ha portato evidentemente in regione un assessore, Dario Bond. Lo abbiamo già conosciuto sabato durante la presentazione ufficiale del nuovo esecutivo da parte del presidente Alberto Stefani, e grazie al suo incarico il posto lasciato libero viene ricoperto da Silvia Calligaro, sindaca di Vigo di Cadore, vicepresidente della provincia di Belluno e vicepresidente anche del GAL Alto Bellunese. Al mio fianco il senatore Luca De Carlo, che è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, e a lui naturalmente la parola per descrivere questo momento, ma anche questo momento di soddisfazione anche in termini di risultati. Beh sì, insomma, la provincia di Belluno ci ha dato grandi soddisfazioni, siamo cresciuti tantissimo, lo abbiamo fatto in questi anni. Io mi sono candidato nel 2015, quando il partito era poco più che l'1%, già in provincia di Belluno facciamo il 4%, dimostrazione di una provincia che è sempre stata particolarmente, diciamo così, attenta alle figure che rappresentano questo partito. Oggi possiamo schierare un assessore di grandissima esperienza, di bravura come Dario Bond, un consigliere che viene dal territorio e che è sindaco, è stato sindaco fino al momento in cui decadrà proprio per entrare in consiglio regionale, a dimostrazione della crescita di un partito. Oggi abbiamo due riferimenti forti e lavoreremo insieme, lo faremo nell'interesse esclusivo di questo territorio, lo faremo senza mettere bandierine, lo faremo proprio con la consapevolezza che i bellunesi ci hanno affidato questo ruolo proprio per la capacità che abbiamo sempre avuto di essere punti di riferimento, e credo che quindi questo sia una grandissima soddisfazione che oggi condividiamo con tutti i militanti e tutte le persone che ci hanno dato straordinaria fiducia e che oggi raccolgono un risultato appunto straordinario. Ecco, sappiamo da sabato che Fratelli d'Italia esprime l'assessore alla montagna, così poi verrà declinato nelle prossime ore all'atto proprio dell'assunzione delle deleghe nella persona di Dario Bond, una montagna che durante la campagna elettorale Silvia Calligaro ha nominato non in termini di necessità di risorse, insomma, ma in termini di cambiamento necessario di paradigma, di pensiero rispetto alle terre alte. Secondo me quello che la montagna e la provincia di Belluno ha bisogno è di regole chiare e soprattutto cucite su misura per un territorio che necessariamente è diverso rispetto ad altri territori di pianura. Non si parla semplicemente di risorse, ma di regole e regolamentazione completamente diversa, proprio perché siamo diversi rispetto ad altri territori. Il suo impegno naturalmente sarà assieme al suo collega di partito, ma tutti dalla provincia di Belluno si immaginano una squadra, i tre moschettieri, perché assieme a voi c'è anche il consigliere di opposizione Alessandro Del Bianco. Fare squadra oggi è più importante che mai prima d'ora. Allora, assolutamente, secondo me i risultati si portano a casa con una squadra, e il fatto di avere una squadra fatta sicuramente dall'assessore e, per quanto riguarda me, ovviamente vicini anche politicamente, può essere comunque d'aiuto avere una voce diversa, perché avere una dualità è sempre utile proprio per affrontare i problemi
problemi da più punti di vista. Quindi sono sicura che anche l'apporto di Alessandro a questo trio può fare davvero la differenza, perché possiamo riuscire a lavorare insieme e anche portare dei risultati concreti sul territorio, anche in termini di veicolare un messaggio sul territorio che molte volte può fare la differenza. L'abbiamo visto anche rispetto alla legge sulla montagna, a quella che era stata presentata magari in tempi antecedenti e che vedeva in Parlamento una formazione diversa rispetto a questa. Avere più visioni può aiutare tutti. Dario Bond, assessore Bond, super intervistato, super ricercato nella giornata di sabato, è stato anche il primo ad arrivare al Palazzo Grandi Stazioni per, come dire, segnare anche il fatto che i bellunesi, la montagna bellunese è puntuale, non solo nelle ciacole, che è stato poi un po' il motto della sua campagna elettorale, ma anche nei fatti. Sì, è vero. Ma è un percorso questo che sarà, l'ho detto anche in conferenza stampa, non facile da portare a termine, però io sono uno con notevole esperienza, anche il percorso della specificità della provincia di Belluno dello Statuto era non facile, l'abbiamo portato a casa, poi purtroppo per una serie di motivi, la legge del Rio, una visione della regione diversa da quello che si vorrebbe e che si voleva, ha portato a non attuare la famosa legge 25 sulla specificità della provincia di Belluno. Adesso c'è una novità, c'è una legge nazionale sulla montagna, legge nazionale che, devo dire, mi sono confrontato anche a livello di Bruxelles, innovativa anche a livello europeo, che potrebbe in qualche maniera permetterci di costruire un'impalcatura con dei capitoli speciali per la montagna veneta. I primi risultati certamente, i primi segnali concreti certamente a partire dal bilancio 2027. Allora siamo di nuovo qui in studio, mentre poi vediamo che se poi ci agganciamo con Daniele Garbin e con il collegamento di Daniele Garbin, ci sono situazioni di tensione che si stanno alzando a Vicenza, l'abbiamo raccontato prima, gli attivisti che sono in presidio davanti all'ex brociodromo, fra poco le ruspe in azione, ci sono gli agenti in tenuta anti-sommossa. Nel frattempo do il benvenuto e ringrazio per essere con noi il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, senatore, abbiamo parlato ampiamente in questa ultima parte proprio della politica, della nuova giunta e del Consiglio regionale che oggi dà il via alla 12ª legislatura. Andiamo fra pochissimo su questo. Io prima volevo partire con l'Australia, mi consenta qualche secondo che vediamo queste immagini che vengono da Vicenza, c'è uno scontro in atto. Credo la tensione in atto a Vicenza tra gli attivisti No TAV e la polizia, perché l'ex bocciodromo, che è diciamo la zona, l'area, la sede degli attivisti, sta per essere abbattuto. Ecco, le ruspe stanno arrivando, gli attivisti però sono diciamo contrari all'abbattimento, sono in presidio e la polizia è sul momento, deve cercare di sgomberare ovviamente gli attivisti. Le lasciamo in preview così se ci sono situazioni ci ritorniamo. Allora, volevo iniziare da lei con una cosa, però noi abbiamo aperto il nostro telegiornale perché ci sono anche dei veneti che sono sfuggiti, trevigiani nel caso al terrore di Bondi Beach in Australia. È un attacco davvero gravissimo che fa rialzare la tensione. Cosa possiamo dire di questa terribile vicenda che viene dall'Australia? Beh, bisogna ribadire con fermezza la condanna più assoluta verso un atto terroristico ignobile che colpisce l'intera umanità, e dobbiamo nel fare questo, partecipando al dolore e allo sgomento, anche ribadire con forza e convinzione il massimo impegno nel contrastare ogni forma di violenza legata all'antisemitismo, all'odio etnico, all'odio religioso. Ecco, questo io penso che debba essere il principio che tutti quanti ci dobbiamo dare, di condanna assoluta e al contempo di contrasto e di vigilanza verso ogni forma di antisemitismo che
è crescente e che rischia di colpire sempre di più la nostra società. Ecco, poi ovviamente questi atti terribili poi rischiano di essere poi sempre strumentalizzati a livello politico, già sta accadendo. Quanto è difficile però mantenere un equilibrio di giudizio anche di fronte a questo orrore? Questo non cambia certe situazioni che ci sono a Gaza, però ovviamente mostrano un lato terrificante di questo odio senza fine. Ma guardi, dobbiamo avere assolutamente equilibrio e tanto più ce lo devono avere gli uomini e le donne che rappresentano le istituzioni. Noi dobbiamo condannare con forza atti di questo genere, così come dobbiamo condannare con forza quanto è avvenuto il 7 di ottobre. Questo non significa non criticare le scelte che ha fatto il governo Netanyahu. Bisogna avere un equilibrio nel criticare fortemente ciò che è avvenuto, nel condannare fortemente ciò che è avvenuto dal 7 ottobre in poi e anche ciò che poi è avvenuto a Gaza per responsabilità del governo Netanyahu, ma bisogna avere con fermezza e precisione una posizione che è contro ogni forma di antisemitismo e che pensa che anche in quell'area così disastrata del nostro mondo sia possibile arrivare ad una soluzione che non può che essere quella dei due popoli, i due stati, da tempo invocata, che oggi appare lontana, ma è l'unica soluzione per garantire la sicurezza e la convivenza. Allora, veniamo a casa nostra, veniamo a situazioni di tensione politica e fortunatamente solo in senso figurato e non fisico. Allora, sabato la presentazione della giunta di Alberto Stefani, oggi il primo consiglio, il nuovo consiglio regionale. Intanto noi abbiamo un sondaggio che abbiamo lanciato, chiediamo ai telespettatori se la squadra di Stefani piace o no ai nostri telespettatori. Non posso non chiederle un commento sulla nuova giunta di Alberto Stefani. Ma l'ho detto anche nei giorni scorsi, proprio diciamo poche ore dopo che si era formata la giunta. Mi pare una squadra senza grande slancio, senza grande ambizione, costruita con una logica di spartizione tra i partiti della maggioranza sulla base degli accordi che si sapevano. Mi pare più una squadra orientata all'amministrazione ordinaria che una squadra capace di affrontare le grandi sfide che riguardano il Veneto e che sono di carattere sociale, di carattere economico, di carattere demografico. Insomma, mi pare una squadra così all'insegna del lavoro quotidiano, invece qui ci vorrebbe una grande ambizione, un lavoro straordinario per affrontare molti problemi che riguardano i veneti. Una squadra nella quale peraltro c'è una scarna presenza femminile e questo non è sicuramente un bel segnale e che a me pare abbastanza, cioè che segni un avvio abbastanza preoccupante, abbastanza debole. Ecco, non fa ben sperare la squadra che è stata costituita. Ecco, tra i tanti settori di cui si è parlato in campagna elettorale che ovviamente faceva puntare gli occhi su quell'assessorato c'era ovviamente la sanità. Che mi dice della scelta di Gerosa, di Gino Gerosa? Ma lo vedremo naturalmente con i fatti, quindi basterà poco da qui ai prossimi tempi per capire quale sarà il lavoro che vorrà fare. Diciamo che la prima uscita nelle interviste che ho visto non è proprio stata una uscita particolarmente rassicurante. Il professor Gerosa è sicuramente un luminare nel suo campo, però io penso che vadano dette con chiarezza alcune cose. La sanità in Veneto non funziona più come funzionava prima. La sanità pubblica va difesa con risorse e programmazione. Bisogna aumentare la medicina di prossimità, bisogna fare in modo che ci siano più medici sul territorio. Ecco, mi auguro che siano queste le priorità. Noi
lo misureremo su questo e sulla difesa dell'articolo 32 della Costituzione. Ecco, la prima uscita lasciava qualche spazio, diciamo, non propriamente rassicurante. Cos'altro non la convince degli assessorati, delle scelte degli assessorati? Ma io adesso non voglio stare qui a dire un giudizio, che non è nemmeno il caso che io dia sulle persone o sulla loro adeguatezza. Ciascuno verrà misurato sul concreto. Quello che posso dire complessivamente è quello che ho detto prima. Mi pare una squadra formata con il bilancino, formata per gli accordi tra le forze della maggioranza, forse vorrei dire non all'altezza, o comunque che non appare, diciamo, nel suo spirito complessivo all'altezza di quelle che, come ho detto prima, sono le grandi questioni che dovrebbero essere affrontate non domani, subito, e che riguardano la vita concreta dei veneti e il futuro che si vuole dare alla nostra regione. E che mi dice invece allora della squadra del PD, insomma, che da oggi parte a guidare l'opposizione in Consiglio regionale e si sono già detti molto agguerriti? Ma io dico questo, ovviamente come si sa noi non abbiamo vinto le elezioni, però abbiamo vinto una sfida politica. La sfida era quella di rimettere in campo le forze progressiste, democratiche di centrosinistra. Le abbiamo fatto raggiungere quasi il 30%, abbiamo dimostrato che è possibile anche in Veneto avere una fase nuova e quindi questo è stato solamente l'inizio. La nostra squadra è una squadra ben più ampia del passato, i consiglieri del centro-sinistra e quelli del Partito Democratico questi ultimi sono quasi raddoppiati, ci sono competenze, risorse, una distribuzione territoriale e persone che hanno voglia di far sentire la nostra voce nelle istituzioni e poi anche in tutto il territorio. Il capogruppo sarà Giovanni Manildo, che ha guidato la nostra campagna elettorale. Insomma, io penso che questa, lo si vede già dalle notizie di oggi, sarà una legislatura piuttosto movimentata e le divisioni all'interno della Lega e tra Fratelli d'Italia e la Lega si faranno sentire. Al Partito Democratico spetterà il compito di incunearsi nelle loro difficoltà, nelle loro divisioni e soprattutto di indicare una proposta alternativa di governo, perché io penso che il Veneto sia tornato ad essere contendibile. E in un modo o nell'altro, in ogni caso, si volta pagina non solo perché c'è un nuovo presidente, ma anche perché, lo si diceva, lo si è detto fin da subito, non c'è più l'uomo solo al comando, viste anche gli equilibri in Consiglio e in Giunta. Sì, direi proprio così. Siamo comunque a un cambiamento di fase. Non siamo più nella situazione in cui ci siamo ritrovati prima, abbiamo un numero di consiglieri ben più elevato, un progetto che comunque ha parlato alla società veneta, non c'è più il monolite della Lega in Consiglio regionale e Zaia rimane in Consiglio regionale, ma c'è un altro presidente con altri equilibri e naturalmente io penso che davvero oggi sia solamente l'inizio di qualcosa di nuovo che vedremo nei prossimi mesi. L'ultima domanda, lei sa che quando la vedo mi viene in mente ovviamente anche e soprattutto Venezia. Allora, come siamo con il lavoro per Venezia? Poi peraltro in queste settimane abbiamo visto sui social dei messaggi criptici proprio di Zaia con tanti riferimenti a Venezia, ma al di là di questo come continua il percorso verso la partita di Venezia? Ma sta continuando il lavoro delle forze di centrosinistra, che sono forze politiche, forze civiche, sta continuando il lavoro programmatico per dare a questa alleanza una visione comune e soprattutto un progetto di discontinuità e di rinnovamento rispetto all'amministrazione attuale. E naturalmente penso che in tempi rapidi si giungerà anche alla scelta della figura che dovrà guidare questa coalizione e dovrà guidarla con un obiettivo molto preciso: vincere le prossime elezioni a Venezia e davvero mettere in campo un progetto che possa rilanciare tutta la città.
questo penso che possa avvenire. Poi riguardo a Zaia, non so che cosa farà. Certo, a Venezia non abbiamo paura di nessuno. Non penso che Zaia possa dire di aver fatto tante cose a Venezia nel corso di questi 15 anni. Anzi, se andiamo a vedere nel campo della legge speciale, della sanità, di Porto Marghera, del turismo, diciamo c'è qualche comunicazione, ma non ci sono politiche, non ci sono risultati, e quindi a Venezia siamo pronti e avremo la capacità di affrontare questa sfida con il massimo della consapevolezza e dell'unità. Benissimo, grazie allora, grazie al senatore Andrea Martella, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Grazie davvero. Allora noi ci fermiamo per una brevissima, l'ultima pausa pubblicitaria, ripartiremo dagli attivisti di Mediterranea e Beppe Caccia, quindi resteremo sul veneziano e poi di nuovo altre notizie, cerchiamo poi anche di vedere se ci sono novità da Vicenza, fra pochissimo. Il Tribunale amministrativo di Agrigento ha emesso un decreto con cui ha sospeso il fermo amministrativo di nave mediterranea dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, fermo amministrativo che era stato comminato dalla prefettura della città siciliana il 12 novembre scorso, un provvedimento particolarmente pesante che parlava di 60 giorni di detenzione amministrativa della nave e una sanzione comminata pecuniaria di 10.000 euro di multa per comandante e armatore. È evidente che c'è una precisa strategia da parte del Ministero degli Interni che utilizza in maniera del tutto arbitraria i poteri sanzionatori che sono previsti dal decreto legge Piantedosi e quindi commette dei veri e propri abusi. La decisione del Tribunale di Agrigento dimostrerebbe, secondo gli attivisti, l'illegittimità dell'applicazione del decreto Piantedosi e lo fa procedendo inaudita altra parte, cioè con una misura d'urgenza senza ritenere neppure necessaria una prima convocazione dell'Avvocatura dello Stato. Per un preciso disegno, quello di ostacolare in ogni modo, in ogni forma, l'attività umanitaria di soccorso civile in mare, con l'obiettivo di arrivare prima o poi alla confisca definitiva della nave. Le persone che in mare stanno affrontando una traversata a rischio della propria vita devono essere soccorse e sbarcate nel porto più vicino. Siamo rientrati dunque con Beppe Caccia e la Mediterranea, invece adesso torniamo alle immagini di Vicenza. Abbiamo raccontato all'inizio di questa prima edizione con Daniele Garbin appunto la tensione tra gli attivisti Notav contro l'abbattimento dell'ex bocciodromo. La situazione è questa, lo vedete, c'è stato un lancio di lacrimogeni. Teniamo pure l'immagine a tutto schermo. Ecco qua, c'è stato un lancio di lacrimogeni da una parte e di frutta dall'altra parte. Sostanzialmente gli attivisti hanno creato una sorta, adesso non la vediamo ma perché i fumogeni, il fumo copre, ma hanno creato una sorta di barricata, di barriera tra loro e la polizia. È chiaramente una barriera che dovrà essere tolta, abbattuta per poter consentire di sgomberare la zona e di poter abbattere l'ex bocciodromo. In questo è la situazione in questo momento a Vicenza, quindi uno stallo, però in questo momento vediamo muoversi gli agenti, quindi probabilmente la barricata che è stata creata sta per cedere, crediamo, vediamo, ecco in questo momento stanno lanciando dei lacrimogeni, se non sbaglio, sì, dei fumogeni, scusate, dei fumogeni per poter sgomberare gli attivisti. Adesso però stanno tornando indietro, sta tornando indietro la polizia. Continuiamo a monitorare la situazione fino alla sua evoluzione, insomma vedremo se ci sono evoluzioni da qui ai prossimi 20 minuti. Nel frattempo cambiamo completamente argomento, ma restiamo poi con le immagini più tardi a Vicenza per parlare di una domenica che è stata davvero all'insegna del grande afflusso a Treviso. Parliamo di turismo nel weekend, pensate oltre 200.000 persone giunte in città.
La splendida giornata di sole, la mostra a Santa Caterina, le manifestazioni, la Christmas Run e poi le iniziative per i bimbi e la corsa agli acquisti di Natale ormai entrata nel vivo. È stata una domenica di grandissima affluenza a Treviso, parcheggi strapieni, traffico a rilento e soprattutto tanta gente in centro. Trevigiani che si godono la città con l'atmosfera natalizia e tanti turisti per lo shopping ed ammirare e magari immortalare in uno scatto gli scorci più belli di Treviso. Staremo qua a vedere la Treviso notturna, comunque sia il calare del sole, che per noi è interessantissimo quando la luce diventa dorata proprio per la fotografia. Siamo un gruppo di fotografi di Verona e ci muoviamo così. Grande affluenza anche al tradizionale mercatino di Natale in Borgo Cavour. L'affluenza è da stamattina verso le 8:30, 9, questa è l'affluenza in Borgo Cavour, San Liberale e via Canova. E tutti i partecipanti sono contentissimi perché stanno lavorando. Quello che mi ha impressionato sono i turisti, perché mi chiedono, sono dei turisti inglesi, francesi e un po' austriaci anche. Particolarmente gradite le specialità gastronomiche. Benissimo, pasta e fagioli, trippe, vin brûlé, gente ce n'è, la giornata è stupenda, turisti con la scusa che abbiamo anche il museo Bailo e anche Santa Caterina, c'è parecchia gente, sì, parecchi turisti. Di turismo parleremo fra poco spostandosi a Bassano, però torniamo sulle immagini di Vicenza, lo sgombero in corso all'ex bocciodromo, la tensione altissima, abbiamo visto poco fa alcuni poliziotti portare fuori da quel raggruppamento numerosi estintori che probabilmente potevano essere usati contro gli agenti. Sono stati sequestrati alcuni estintori, in questo momento la polizia sta avanzando all'interno dell'ex bocciodromo. Vediamo cosa succede in questi istanti. Il punto della questione è l'abbattimento dell'ex bocciodromo che era stato appunto organizzato e previsto per oggi, però gli attivisti che all'ex bocciodromo hanno la loro sede, attivisti Notav, si oppongono a questa situazione e quindi hanno fatto un presidio per bloccare l'attività. Questo ha portato ovviamente agli agenti in tenuta antisommossa a consentire l'abbattimento dell'ex bocciodromo. Da qui è nata la tensione e lo stallo che vedete in questo momento. Qui siamo nella parte, ecco, li vedete proprio inquadrati in quel carrello. In quel carrello ci sono gli estintori che sono stati portati fuori. Questa è la ruspa che dovrebbe appunto abbattere l'ex bocciodromo. Gli operai che attendono l'intervento, ma la situazione ovviamente non può andare avanti finché c'è questo stallo e questa situazione di altissima tensione all'ex bocciodromo di Vicenza. Ci torniamo fra pochissimo, saltiamo un po' di palo in frasca, ma ovviamente raccontiamo anche in diretta quello che accade. Abbiamo parlato di turismo prima a Treviso, ma poi c'è anche il turismo a Bassano che viene monitorato grazie a un programma che attraverso i telefonini riesce a dare il numero esatto delle presenze in città. Prendendo ad esempio il mercatino di Natale, dall'inizio fino alla fine del ponte abbiamo monitorato circa 390.000 presenze. Un numero importante relativo a neanche 2 settimane, 89.000 solo nel lungo weekend dell'8 dicembre, registrato grazie a un metodo di monitoraggio attraverso i telefoni cellulari che va a captare in maniera molto precisa le presenze in città, permettendo così di gestire al meglio i flussi turistici a Bassano. Tramite un software che ci fornisce una compagnia telefonica riusciamo ad avere un macro dato che ci permette di capire quante persone in una determinata fascia di orario in un'area specifica transitano. Quindi abbiamo uno spaccato molto preciso e dettagliato delle presenze in un determinato periodo e ci permette di capire anche quante persone da dove arrivano, soprattutto quindi una differenziazione geografica nazionale, regionale e addirittura estera, e soprattutto la cosa che è importante da dire è anche il tempo di permanenza, quindi quanto sostano. Una buona parte, circa il 47% delle persone, rimane
rimangono dalle 2 alle 4 ore, quindi significa che le persone vengono, visitano e vivono la città, e questa è una cosa che poi si ripercuote anche in indotto, e quindi questo ci permette soprattutto di capire quanto un'iniziativa può portare a livello turistico e avere degli spaccati come degli afflussi differenziati tra infrasettimanale e fine settimana. Adesso come pensate di proseguire con questo monitoraggio? Questo ci permette di capire ora la seconda metà del mercatino fino alla Befana, capire un po' i flussi turistici, e soprattutto ci permetterà di capire anche i mesi più scarichi di iniziative, quindi stiamo parlando di gennaio e febbraio, dove abbiamo meno afflusso turistico, e da lì con questi dati collaborare con l'amministrazione per capire di fare degli eventi specifici e attrattivi nei periodi morti. Questo dunque la gestione del flusso turistico a Bassano. Torniamo a Vicenza, facciamo ancora questo ping pong un po' con quanto sta accadendo a Vicenza. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, a Vicenza è in corso un momento di alta tensione, è in corso lo sgombero dell'ex bocciodromo, l'ex centro sociale a Vicenza, che deve essere abbattuto. Ci sono le ruspe pronte, ma gli attivisti, un centinaio di attivisti notabili, si sono asserragliati da giorni nell'ex centro sociale, e questa mattina hanno fatto un presidio per evitare che fosse abbattuto. Le ruspe avevano iniziato ad abbatterlo, ma ovviamente la presenza degli attivisti ha bloccato i lavori. Vedete gli operai che stanno appunto cercando di capire cosa fare. La tensione c'è già stata forte tra la polizia in tenuta antisommossa, le squadre speciali e gli attivisti, che hanno creato anche una sorta di barriera di fortuna tra loro e la polizia. C'è stato lancio di lacrimogeni, dall'altra parte invece veniva tirata, credo, della frutta. Lo sgombero è probabilmente quasi finito, ma c'è ancora da completare forse l'operazione. In questo momento vediamo la polizia che sta tornando indietro. Abbiamo visto prima sequestrare, portare fuori alcuni estintori. In questo momento la polizia sta entrando nello stabile, quindi crediamo che in questo momento lo sgombero possa essere stato completato, ma ovviamente non è ancora conclusa tutta l'operazione. Quindi questo è quanto sta accadendo in tempo reale a Vicenza, e ovviamente lo racconteremo fino alla fine della prima edizione se cambia qualcosa. Di nuovo un altro tema invece che ci porta a parlare di astrofotografia, con il naso all'insù a compiere un viaggio nel tempo letto attraverso le immagini che portano sul pianeta Terra i colori delle stelle lontane migliaia di anni luce. La passione di Nicola Bugin, astrofotografo, che ha visto premiare un suo scatto fatto dal giardino della sua casa di Borgoricco con la pubblicazione della sua foto sul sito Apod, foto del giorno della NASA. Un particolare di C1848, nebulosa Anima in Cassiopea, distante 6.500 anni luce dalla Terra, in una zona di intensa formazione stellare. Ecco lo scatto che il 9 dicembre è diventato APOD, Astronomical Picture of the Day, sul sito della NASA. A realizzarlo, dal giardino della sua casa di Borgoricco, nonostante l'inquinamento luminoso, un vero e proprio cacciatore di stelle, l'astrofotografo Nicola Bugin. Questa fotografia è un particolare di una nebulosa più estesa, che in realtà appunto è molto più grande e che avevo già fotografato con una focale più corta, cioè con un telescopio più piccolo, in modo che mi prendesse molto più campo. Poi però ho deciso di acquistare un telescopio più grande che mi permettesse di, tra virgolette, guardare più lontano, in modo da fotografare molti più dettagli. E proprio quel particolare dettaglio mi ha affascinato molto, perché è ricco di polveri oscure che praticamente si addensano formando così le stelle, quindi è letteralmente una fabbrica di stelle. Il coronamento di un sogno per Nicola Bugin, che dal 2018 si è dedicato a questa passione e che non credeva ai suoi occhi all'arrivo dell'email della NASA una decina di giorni prima della pubblicazione. Questa foto è la somma di 10 ore totali, quindi ecco, la difficoltà maggiore appunto è
riuscire a catturare bene tutte quelle nebulose oscure che compongono la foto. Una passione che Nicola Bugin adesso condivide con i Fratellastri, un gruppo di astrofotografi con cui organizza serate pubbliche di osservazione aperte a tutti. Se la foto della nebulosa Anima in Cassiopea ha realizzato un sogno, Nicola Bugin, come ben sa chi è abituato a osservare le stelle, continua a sognare. Sto collaborando con un mio amico astrofotografo, Giovanni Pasquetto, anche lui molto bravo, di Cadoneghe, stiamo collaborando insieme ad una fotografia sulla galassia di Andromeda da fare insieme. Dall'universo, dal cielo astronomico al cielo dal punto di vista religioso, presentate le iniziative che saranno importanti per l'anno giubilare mariano che si aprirà ufficialmente l'8 febbraio. L'invito rivolto ai fedeli, siamo a Vicenza, dal vescovo Monsignor Brugnotto, è quello di recarsi a Monte Berico. Che il senso di questo giubileo, di questo anno giubilare mariano, sia aprirsi alla sorpresa, lasciarci sorprendere. Una sorpresa che arriverà proprio dal santuario di Monteberico, cuore spirituale della diocesi, che oggi ha riunito in basilica sindaci del territorio e istituzioni per gli auguri che il vescovo Monsignor Brugnotto ha rivolto ai cittadini, presentando nell'occasione le iniziative religiose e culturali che guideranno il 2026. 2026 anno all'insegna delle celebrazioni dei 600 anni delle apparizioni mariane avvenute a Monteberico, che si apriranno ufficialmente l'8 febbraio con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Giubileo per cui si auspica anche la presenza di Papa Leone XIV. Molte persone anche oggi sono prese dallo sconforto, dallo scoraggiamento, sembra che non si riesca ad uscire anche da tante situazioni che ci giungono dalle immagini, penso alle varie realtà della guerra in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo. Qui vorremmo che ci fosse la possibilità di sostare proprio presso questo santuario dove è custodita l'immagine di Maria, Madre della Misericordia. Maria qui raggiunge il cuore delle persone e proprio facendo incontrare il suo figlio, il Signore Gesù, dona vigore e forza a quanti sono scoraggiati. Torniamo per l'ultima volta a Vicenza a vedere quello che sta accadendo, ma come vedete è emblematico, la polizia in assetto antisommossa non c'è più in questo momento il raggruppamento, quindi dovrebbe essere terminato lo sgombero all'ex bocciodromo e le ruspe stanno iniziando a demolire la struttura dell'ex centro sociale di Vicenza, quindi in questo momento, a parte l'abbattimento dello stabile, chiaramente ci saranno delle conseguenze per quanto accaduto stamattina in queste ore proprio a Vicenza con la resistenza, chiamiamola così, degli attivisti Notab. Questo era l'ultimo, passaggio a Vicenza. Abbiamo raccontato in diretta un po' la tensione che si era creata molto alta. Ritorniamo a Treviso e siamo alle fasi finali della prima edizione e torniamo al sorriso con la corsa dei 1000 Babbi Natale che ieri hanno invaso la città di Treviso. 2 ed è partita la Christmas Treviso. Il rosso degli abiti, il bianco delle barbe, c'è pure la sorpresa della neve alla partenza della Christmas Run con oltre 1000 Babbi Natale che hanno colorato la città di allegria e solidarietà con 8.000 euro donati ad Advar, Fondazione Città della Speranza, Matite Colorate e la pediatria del Cafoncello. Allo start in prima fila tra grandi e piccini anche gli anziani delle case di riposo di Treviso e poi volti noti ed istituzionali della città. Quando possiamo cerchiamo di far uscire i nostri residenti e di farli partecipare alle cose positive come questa camminata. È un piacere per una giusta causa e poi è bellissimo, si festeggia Babbo Natale, mi sembra giusto, torniamo tutti bambini. È bellissimo, venite anche se non siete vestiti a Babbo Natale, vi divertite lo stesso, auguri a tutti. Sorrisi, allegria e naturalmente la richiesta del regalo a Babbo Natale. Serenità. Tanta serenità. Tanta felicità. Salute
e qualche soldo. Concordo. Che il nostro amore, il nostro grande amore, Mattia, ci dia il più bel Natale del mondo. Quello è il nostro regalo, Mattia. Cappello rosso ed una richiesta a Babbo Natale anche per il sindaco Conte. Premesso che bisogna essere stati bravi e buoni e quindi io non lo so se merito un regalo, però spero che i trevigiani, che invece sono stati buoni, porti davvero serenità, nel senso che quello che sta succedendo non in città ma in giro nel mondo sta un po' minando la serenità della nostra comunità e quindi che questo Natale contribuisca a recuperare un po' di quella serenità, possibilmente in famiglia con le persone a noi care, per stare bene. Questo sarebbe il regalo più bello per la nostra comunità. Nel frattempo viva la Christmas Run e viva tutti questi bei babbi e babbe Natale. O diciamo più una camminata che una corsa in verità per la Christmas Run, quindi non una cosa sportiva. A proposito di sport, l'Amarezza, parliamo del volley, l'Amarezza per l'Imoco Volley Conegliano che si è fermata a un passo dal traguardo. Niente mondiale per club, peraltro, che aveva vinto l'anno scorso, era campione in carica per le Pantere di Conegliano, che sono state sconfitte 3-1 nella finale tutta italiana in Brasile contro le Fiorentine di Scandicci, ed è il secondo trofeo stagionale perso dopo la Supercoppa lasciata a Milano. Una vittoria però senza discussioni, quella di Scandicci, che ha lasciato alle ragazze di coach Santarelli soltanto il terzo set. Mancava ovviamente Far, un'assenza pesante, ma è stata senza discussioni davvero una partita perfetta quella di Scandicci, che ha sconfitto le Pantere dell'Imoco, che adesso si rituffano ovviamente nel campionato. C'è il tempo, siamo in chiusura, per ricordarvi intanto il sondaggio, ve lo facciamo rivedere, che poi questa sera avrà l'esito a Ring, che riguarda la giunta di Alberto Stefani. Stefani ha scelto la sua squadra, vi piace? 0422 162 6691 sì, 0422 162 6690 no. Potete continuare a chiamare per tutta la giornata e anche durante i telegiornali, anche all'inizio di Ring, che come sempre va in onda alle 21, e poi a metà del percorso Ferdinando Avarino in studio questa sera vi dirà l'esito del sondaggio. Quali sono i suoi ospiti? Carlo Cunegato di Alleanza Verdi e Sinistra, Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, probabilissimo nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Alessandro Manera della Lega, Marco Zabai del Partito Democratico e Gennaro Marotta di Azione. E poi l'ultima parte con, l'abbiamo visto anche nel servizio precedente, il sindaco di Treviso Mario Conte. Cosa ci aspetta dopo la prima edizione? Oltre al meteo c'è Casa Pappagallo, ovviamente con la ricetta del giorno. Poi alle 14:40 un appuntamento importante, Mani in tasca, una rubrica con il professor Paolo Gualtieri che risponde alle vostre domande sull'economia quotidiana. E alle 16:17 il film Jack Hunter e la ricerca della tomba di Akhenaten. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.